Buonasera a tutti, oggi è lunedì 29 luglio e con oggi sono 67 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus. E, oggi vi voglio parlare del nuovo mantra che il sistema utilizza per screditare questa mia azione di protesta sulla gru Ursus. E il nuovo mantra, a dire il vero non è tanto nuovo perché ogni tanto l'hanno già usato e ogni tanto lo sfoderano fuori, lo rispolverano. E il mantra è che se io sono qua su è una mia scelta. Aspettate che mi sistemo un po' meglio perché sono in una posizione un po' così critica. E qui sopra, come potete ben immaginare, non è banale essere posizionati in modo sicuro. Allora il nuovo mantra è questo qua, dicevo, del fatto che appunto se io sono qui è una mia scelta. E, posto che quando si arriva qua su è perché si è già percorse tutte le strade possibili, no? E quindi tutte queste strade convenzionali che ci mette a disposizione il sistema evidentemente non hanno funzionato. E non funzionano perché semplicemente il sistema non vuole che funzionino tutto qui, perché se funzionassero va da sé che io non sarei qua su e va da sé anche che saremmo governati da persone integre, oneste e che lavorano con e per i cittadini, non contro i cittadini. E se funzionassero questi sistemi vivremmo in un paese che non avrebbe 10 milioni di poveri, che non avrebbe una crisi economica di questa portata e non avrebbe politici di questo spessore etico, morale e culturale. Non avremo una società così decadente sotto mille profili, no? E, e quindi va da sé che se io sono qui è perché proprio sono stato costretto, cioè, in qualche modo si viene indotti a fare questo, se no quale alternativa abbiamo? Cioè l'alternativa, chi ci difende a noi cittadini? E, i politici, abbiamo visto che non è così, destra, sinistra, tecnici, il governo, ormai abbiamo capito che non abbiamo neanche la possibilità di scegliere un governo o un partito che ci difende, perché si difendono tra di loro, si proteggono. Ormai abbiamo capito che l'unica loro interesse è spartirsi la torta e le pecorelle, punto e fine. No? Quindi ci danno l'illusione di scegliere questo o quel partito, in realtà noi siamo soltanto dei poveri utili idioti al loro sistema marcio e corrotto. E questa è la triste verità, lo sappiamo tutti, in fin dei conti nel cuore di tutti quanti e nel cuore, nei pensieri di tutti, sappiamo che questa è la verità, c'è poco da fare. E non sono solo io a dirla, non è che vi sto raccontando una novità, vi dico quello che in fin dei conti sapete tutti quanti. E come, e a questo punto che cosa fa un cittadino? Come si può difendere? C'è questo intreccio, questa collusione tra politica, sindacati. I sindacati non si può neanche nominarli, sono lo schifo dello schifo. Avete visto, no? A Trieste. Ma io cito il mio esempio, ma il mio esempio è semplicemente, vi porto a esempio, perché semplicemente il mio esempio è un fatto eclatante che proprio è come se toccasse a 360 gradi la vita un po' di tutti noi, no? Italiani, triestini, che siamo stati messi in questa macchina tritacarne sociale e umano di queste istituzioni, queste finte istituzioni, di questi finti politici. E questi sindacati abbiamo visto, per esempio, Bruno Vesnaber e Paolo Salviato, no? Sono due sindacalisti di Trieste che avrebbero dovuto, potuto
ma soprattutto ho dovuto difendere la mia impresa, invece sono stati in silenzio, no? E con loro amichetti giornalisti del piccolo, se vi ricordate questa cosa di Laura Tonnero, la Laura Famulari, con questa, che ha fatto questa conferenza a porte chiuse all'interno del comune, con questo sindacalista Bruno Vesnaber, che poi si era capito che voleva partecipare al bando di gara e ha partecipato al bando di gara per potersi sbranare la voce della luna. Gli è andata male, però ci ha provato, no? Ci ha provato con tutti i loro amichetti. Andrea D'Appreto, l'ex assessore al demanio, Laura Famulari, ex assessore alle politiche sociali del comune di Trieste, la faccia delle politiche sociali, e la giornalista Laura Tonnero, che è una detta stampa e anche a detta stampa di questo sindacalista. Per cui uno come si fa a difendere da questa gente? Come ci si fa a difendere da un sindaco che si impegna, no? Si impegna davanti al sottoscritto, che lo porta in giro, gli promette di risolvere la sua vicenda, che vi ricordo sempre che stiamo parlando di vita vera, di lavoro, di anni e anni di lavoro, di sacrifici, di un'impresa pagata a caro prezzo, restaurata, costruito un gioiellino, poi distrutta, poi ricostruita, poi ridistrutta, poi ricostruita ancora, per cui c'è tanti debiti, banche, però tutto funzionava in qualche modo lo stesso. Chi ha bloccato veramente tutto è stata proprio l'inerzia, l'incompetenza, la malafede, le furberie di questa classe politica e con questo sindaco che ci ha messo sopra sto carico da 90 che di cui non ce n'era proprio bisogno, il quale si era impegnato appunto in qualche modo a compensare la perdita che avevo avuto, visto le gravi responsabilità che ha avuto questo comune nella distruzione della mia impresa. Lui si è reso perfettamente consapevole, ma tutti i politici di questa città sanno benissimo che sono colpevoli, che questo comune è colpevole di questa distruzione di questa bellissima impresa che era la Voce della Luna, e non hanno fatto niente, hanno fatto tutti finta di niente, hanno girato la testa dall'altra parte perché non conveniva, vabbè, lasciamo perdere, eccetera, finché la mia impresa oggi è finita nelle mani praticamente di una multinazionale, insomma. Ecco, dovevano tutti insomma attingere a questo pane sporco, no? In qualche modo, e si sono sporcati le mani, tutti quanti, e lo sanno tutti, no? E loro pensano che in qualche modo, passando queste notizie attraverso i loro giornaletti da 4 soldi putridi, no? Questi giornaletti veramente putridi, che conosciamo ormai, hanno bisogno di passare queste notizie, no? Di questi messaggi, una narrazione. Ecco, se io sono qui su è perché l'ho scelto io. Non si sceglie quando si va, perché non si sceglie quando si arriva qua su, si arriva qua su quando non si hanno più possibilità, perché non si ha più voce, perché non si sa più come buttare giù questi muri di gomma, perché non si sa più come avere giustizia, perché la giustizia non ti difende, non c'è nessuno che ci difende, dobbiamo difenderci da soli e facciamo quello che possiamo. Io non so se funzionerà, ma di sicuro sto facendo tanto rumore, che a loro piaccia o no. Io sto facendo tutti i giorni molto rumore. Io sono peggio di una carica di tritolo sotto il Parlamento. Io sono qui su, sono peggio di un corteo da 10.000 persone in piazza, perché del corteo se ne parla un giorno sul giornale. Io faccio parlare tutti i giorni di questa cosa e tutti i giorni ne parlo. E tutti i giorni la gente onesta, c'è qualcuno che si rende conto delle schifezze che hanno fatto a me e delle schifezze che stanno facendo a loro, perché il ragionamento successivo è molto semplice. Ma se sono queste persone, questo sindaco
ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto sotto gli occhi di tutti, se questo sindaco e questa giunta hanno avuto il coraggio e stanno avendo il coraggio di mostrare questo spettacolo così indecente di violenza, di disumanità, di ingiustizia sociale in questo modo, ma Dio solo cosa saranno capaci di fare a noi tutti i giorni, no? Cioè dovete pensare a questo, cioè anche volendo estrenearsi dalla questione Marcello Di Finizio o Mario Rozzi o Pinco Pallino, ma dovete pensare che questa cosa, cioè pensatela anche in maniera egoistica se volete, no? Questa cosa se la stanno facendo a me, no? Se, la faranno anche a voi, alle persone a cui amate, e la faranno sempre di più. Io questo voglio dirvi semplicemente. Io vi sto dicendo che l'unica cosa che potete scegliere oggi, tutti quanti che possiamo scegliere, è da che parte volete stare. Questo potete scegliere di stare da parte di questi criminali che stanno distruggendo la nostra vita, la nostra salute, quella dei nostri figli, la nostra serenità, il nostro lavoro, le nostre case, o volete stare dalla parte delle persone per bene, come me, come voi che vi sbattete dalla mattina alla sera, che fate un sacco di sacrifici per poter pagare delle cose che ormai non riuscite a pagare perché ormai vi hanno messo alla canna del gas tutti quanti, no? Allora questo vi dovete rendere conto, cioè che non è solo la questione Di Finizio, che Marcello Di Finizio si potrebbe chiamare anche Mario Rossi, anche come voi, cioè perché io sono esattamente come voi, solo che io, cioè, ho deciso che non ho altre alternative per me. Sì, cioè, questo è il mio modo di fare la guerra. Io ho avuto un nonno che per fortuna è triestino, no? Non ho avuto un padre, avevo un papà napoletano che purtroppo non è un papà di cui posso andare fiero e non l'ho neanche praticamente conosciuto, però ho avuto un nonno triestino, un nonno bravissimo, un nonno straordinario, ricco di valori, e per fortuna quei valori me li ha trasmessi, un nonno triestino che si è fatto il campo di concentramento perché ha scelto di dire no, da che parte stare. Lui ha scelto di stare dalla parte delle brave persone e si è opposto al nazifascismo. Oggi dovete opporvi al neoliberismo che queste persone che avete qui tra queste istituzioni e questa classe politica che fa finta di rappresentarci e non ci rappresenta, e invece rappresenta questo neoliberismo, questa nuova oligarchia che ci sta distruggendo la vita. Ecco, questo dovete capire molto bene e dovete cercare di capire da che parte volete stare, santo Dio. Cioè, e non potete stare zitti là a guardare come se la cosa non vi riguardasse, perché così è successo anche 80 anni fa col nazifascismo. Piano piano hanno portato ad accettare le peggiori nefandezze, finché sono riusciti a costruire questo schifo qua in questa città, dove tutti sapevano che c'era un campo di concentramento, una risiera dove infornavano le persone, e anche mio nonno lo sapeva, e lui si è rifiutato, cioè, a questo schifo. Dovete rifiutarvi anche voi oggi a questo schifo, perché questo schifo non si può più accettare, né per me né per milioni di persone in questo paese. Ora dovete prendere coscienza tutti quanti che così non si può andare avanti, non potete far finta di niente, siamo tutti responsabili di questo declino etico, morale, culturale e economico che sta distruggendo tutte le nostre vite. Io veramente non so più come dirvelo, io spero che qualcosa vi arrivi, ma cioè, attivatevi, potete farlo, non dico che... Ecco, scusate, purtroppo come avete visto il video si è interrotto improvvisamente, ma non fa niente, lo riprendiamo adesso, faremo 2 video, ma non importa. Quello che stavo dicendo è che io non ho la pretesa ovviamente che tutti facciano quello che faccio io, mi rendo perfettamente conto che quello che faccio io è estremamente non solo malsano ma anche molto molto pericoloso, ma è anche vero però che io, come vi ho detto, io ho avuto un nonno che mi ha trasmesso dei valori molto importanti. Una delle cose che mi ha fatto capire molto bene è che per dare valore alla vita bisogna saper rischiare la vita.
E questo è un concetto che molti non hanno ancora ben chiaro. Molta gente non capisce che dal momento in cui nasciamo rischiamo ogni giorno la vita. Quindi e la morte fa parte della vita e cammina ogni giorno al nostro fianco. E quindi noi, per dare il valore e dignità alla nostra vita e dare un valore anche a questa morte che prima o poi arriverà, allora dobbiamo saper rischiare la vita con coraggio, con dignità. Io ho avuto questo nonno che mi ha passato questo grande senso di giustizia che aveva lui, come vi ho detto, si è opposto ai nazifascisti e si è fatto il campo di concentramento, e lui non era di certo né un ebreo e non era neppure un comunista convinto, era semplicemente una persona che aveva un altissimo senso della giustizia, dei valori e del coraggio, e un coraggio che mi ha trasmesso. E queste cose io le porto dentro di me, le conservo con grande gelosia, perché sono le cose più preziose che mi ha lasciato e che ho e che spero di trasmettere a qualcun altro. E per me essere qui a combattere e rischiare la vita, essere costretto a rischiare la vita, perché diciamo le cose come stanno, e l'ho detto e lo ripeto, quando si arriva a questo punto è perché non si hanno altre alternative, no? E io sono pronto a rischiare la vita, anche a farmi scarnificare vivo, e- e- ma, ma, beh, ma pur di ottenere giustizia, e non mollerò, cioè loro devono rendersi conto che io non mollerò mai, che io andrò avanti per i prossimi 2 o 3 mesi indifferente, perché so che ogni giorno che io passerò qui su, ogni giorno sarà un problema per loro. E che io non ho più niente da perdere, chi ha da perdere sono loro, sono soltanto loro, e che è da stupidi, oltre che da vigliacchi, da miserabili, mettere nelle condizioni la gente, il tessuto produttivo, sociale di un paese, nelle condizioni di non avere più nulla da perdere, perché poi dopo chi avrà da perdere sono loro. No? E io sono qui, sono pronto anche a farmi ammazzare, ma dovranno farlo facendo molto rumore, e io farò molto rumore ogni giorno che sarò qui su questa gru, e se vorranno ammazzarmi mi ammazzeranno, ma facendo molto rumore, e questo se lo devono mettere in testa, e presto arriveranno, io sono sicuro, sarà solo questione di tempo, no? Intanto ogni giorno c'è sempre più gente che prende consapevolezza, ogni giorno che si rende conto del marciume, no, di questo sistema, ogni giorno sempre più gente si attiverà. Questo volevo dirvi, no? Che non c'è bisogno di salire sulla gru Urso e fare quello che faccio io per opporsi a questo sistema, ma basta telefonare, scrivere, parlare in giro, condividere, no? E far capire quello che sta succedendo a Trieste per opporsi a questo sistema. Basta attivarsi, no? E ripeto, perché qui siamo andati oltre la questione Voce della Luna, siamo andati oltre la questione Marcello Di Finizio, ma qua è una cosa che riguarda tutti noi, cioè ogni giorno dovete pensare che se lo stanno facendo a lui in questa maniera così vergognosa, così sfacciata, così disumana, così violenta, cioè lo faranno anche a noi, ai nostri figli, ai vostri nipoti, no? E Dio solo sa cosa faranno là dietro quelle mura, lontano dagli occhi indiscreti, no? Ecco, questo dovete pensare, no? E che così non si può andare avanti, che vi stanno portando via tutto, e ci hanno portato via tutto, e sposteranno sempre di più questa asticella dei valori, no? E lo faranno col vostro silenzio assenso, e saremo tutti quanti colpevoli, sarete tutti colpevoli del declino etico, morale, culturale e economico di questa società, no? E questo è la cosa importante che dovete capire, tutti quanti. Riflettete ogni giorno su questa cosa, sui video che io vi posterò tutti i giorni,
e condivideteli, condivideteli, è importante, e raccontiamo questa storia. E chiamate, telefonate, scrivete, queste sono la nostra forza, sono le nostre armi, non rassegnatevi, perché la rassegnazione è la loro arma migliore, la loro arma più forte è vedere dei cittadini sommessi, ossequiosi, e rassegnati, rassegnati e omertosi. Questo qua e questa è la loro forza, vi vogliono vedere così, non state a questo gioco, questo è il loro gioco schifoso che poi porterà a voi alla vostra sofferenza, al vostro dolore. Ecco, guardate questo ultimo raggio di sole di questo tramonto meraviglioso, almeno questo per il momento ancora non ce l'hanno portato via. Ecco. E coraggio, perché se ho coraggio io, potete averlo anche coraggio anche voi lì sotto. Ecco, io vi vedo da quassù, siete veramente tanti e tanti di voi anche partecipano, devo dire la verità, veramente sono straordinari. Tanti di voi che mi chiamano, mi scrivono, sono veramente persone straordinarie, bellissime, persone profonde, sensibili, intelligenti, umane, che hanno capito molto bene questa cosa e si stanno attivando. Attivatevi anche voi. Possiamo farli tutti, facciamo diventare questo qua un fiume di coscienze in piena. Ecco, questo dovrebbe diventare un fiume in piena di coscienze e di anime collettive che si uniscono spontaneamente per cambiare le cose, e si può fare, possiamo farlo così spontaneamente, fuori dai partiti, fuori dai sindacati, fuori da tutta questa monnezza. Buona serata a tutti.